Cari telespettatori, ben ritornati con noi, forti del successo ottenuto nelle puntate mandate numerose volte in replica nel periodo natalizio con i nostri esperti dello SPCGL. A grande richiesta li abbiamo qui con noi, è una battuta di spirito perché purtroppo non abbiamo parlato di cose estremamente piacevoli, però sono cose importanti che sappiamo che ci tenete moltissimo anche ad essere aggiornati. E allora affrontiamo nuovamente il tema di cosa sta succedendo alle pensioni, l'aspetto anche previdenziale, tante altre piccole cosucce che emergeranno. Lo facciamo con Maria Pistorello, ben ritornata qui con noi, del Dipartimento Previdenza dello SPCGL. Buongiorno. Grazie, e ben ritornato anche Daniele Tronco, segretario regionale dello SPCGL, segretario organizzativo. Grazie anche a lei. Allora, giustamente Daniele Tronco ride sotto i baffi perché per non piangere bisogna un po' sorridere. Me ne raccontava prima della trasmissione alcune situazioni che si verranno a verificare che fanno rabbrividire, raccaponare la pelle. Ma noi ve le diamo pian pianino, le facciamo recepire in modo tale che poi non si commettano degli errori e soprattutto, lo ripeto per quanti ci hanno telefonato e ci hanno anche scritto, se voi vi rivolgete fisicamente agli sportelli dello SPCGL che ci sono in tutta la regione, ma fisicamente, voi riuscite a risolvere le questioni, vengono date le indicazioni per cercare di non incappare in situazioni erronee, oppure ai CAF come vedrete, ma non potete farlo telefonicamente perché la consulenza telefonica è estremamente difficile. Tutte le situazioni sono una diversa dall'altra, quindi lo ribadisco. Partiamo subito, prima le signore, facciamo Maria Pistorello, riprendendo un po' il discorso, visto che al 2015 ci siamo arrivati, dell'adeguamento delle pensioni e anche di questa piccola cifra trattenuta. Sì, ne avevamo già parlato l'altra volta e l'adeguamento della pensione per quanto riguarda l'anno 2015 è stato stabilito in via provvisoria del più 0,3%, davvero un adeguamento molto basso se pensiamo il tasso viene calcolato con dei sistemi ben predefiniti ed è legato alla inflazione dell'anno precedente, del 2014, ma io perché dico molto basso? Perché le ricerche fatte dai nostri istituti di ricerca, ma non solo, hanno evidenziato come le pensioni in questi ultimi decenni purtroppo hanno perso una quota considerevole di potere d'acquisto, stiamo parlando circa del 30% in 15 anni, quindi per questo è molto basso. Questo dato qua cosa vuol dire, questo 0,3%? Chiedo alla regia se può mandare la prima diapositiva, la prima slide che ho portato, vediamo adesso la vedremo. Se la vediamo adesso, e vuol dire che per le pensioni per esempio fino a 3 volte il minimo, cioè fino a 1.500 euro mensili lordi, vi sarà un aumento massimo mensile di 4,51 euro, quindi per chi ha 500 euro di pensione vuol dire che avrà un aumento di 1,5 euro al mese. E per chi poi ne ha da 3 a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.000 euro mensili lordi, l'aumento massimo sarà di 5,71 euro. Come vedete si applica per lo 0,30, quindi l'indice di aumento effettivo completo si applica soltanto alle pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo, lo ripeto, fino a 1.500 euro mensili lordi. Come vedete l'aumento è molto contenuto, però cosa c'è stato, cosa si è verificato quest'anno? Chiedo alla regia se gentilmente può mandare l'altra diapositiva. Per effetto di una stima, allora lo 0,3% è l'aumento provvisorio che è stato stabilito in via provvisoria, no? L'anno scorso l'aumento era stato stabilito in via provvisoria dell'1,2%. Allora a fine anno, anche perché si prende la decisione di quanto sarà il tasso di aumento delle pensioni, la si prende a novembre, quindi si stima l'inflazione per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre. Quello definitivo poi accertato è stato di uno 0,1% in meno, e questo cosa ha provocato? Purtroppo una brutta sorpresa nelle pensioni dei nostri anziani, delle nostre anziane pensionate. Per cui a gennaio l'INPS ha provveduto a fare una trattenuta sulla pensione. E solo così per far capire meglio che cosa è avvenuto, per le pensioni di importo di 500 euro al mese
A fronte di un aumento di 1,50 euro, l'INPS ha trattenuto, l'INPS o altro istituto, ha trattenuto 6,50 euro per le pensioni di circa 1.000 euro al mese. A fronte di un aumento di 3 euro mensili che gli spetta per l'anno 2015, la trattenuta è stata di 13 euro e così via per 1.500. Stiamo parlando di euro mensili lordi, quindi al lordo la pensione netta è di molto inferiore. La trattenuta è stata quella, quindi l'amara sorpresa, come avevamo anticipato a dicembre in una trasmissione sempre in questa fascia oraria. L'amara sorpresa per i pensionati è stata quella nella pensione di gennaio di trovare meno soldi rispetto all'anno precedente. Io ho voluto rassicurare i pensionati che tutto questo è limitato soltanto al mese di gennaio e che invece da febbraio 2015 potranno vedere l'effettivo aumento, che però ecco, è in questi termini qua, 1,50 euro al mese fino a 500 euro per le pensioni di circa 500 euro, 3 euro per le pensioni di circa 1.000 euro mensili lordi. E ricordo che queste pensioni sono quelle che sono maggiormente percepite, specialmente dai pensionati qui in Veneto. Ecco, alla luce di una situazione che era statica da un po' di tempo, perché voi un po' di tempo che dite che non c'è nessun adeguamento, non c'è niente, no? Sì, diciamo che abbiamo da un lato il dato che abbiamo è che le pensioni come dire, si svalutano nel corso del tempo e quindi il pensionato vede ridursi nel tempo il valore delle pensioni. Per un certo periodo poi il governo aveva bloccato totalmente la rivalutazione. Solo dall'anno scorso ha reintrodotto una parziale rivalutazione. Poi, come abbiamo visto adesso dalla tabella, per recuperare i 6,5 euro che ti tolgo a gennaio, devo aspettare 4-5 mesi da 1,5 euro. E stiamo parlando di trattamenti al netto, perché poi giustamente veniva ricordato, questi sono trattamenti al lordo. Quando uno dice 1.500 euro poi bisogna togliere il valore delle imposte che gravano anche sulle pensioni, quindi stiamo parlando di pensioni che stanno attorno ai 1.000 euro, che peraltro coinvolgono l'80, mi pare, per cento dei pensionati di questa regione, che è il dato, diciamo, medio di questa copertura. Quindi è una situazione ingiusta perché noi riteniamo che questi trattamenti siano troppo bassi rispetto all'andamento, diciamo, della vita normale. Quindi noi chiediamo la rivalutazione di queste pensioni perché riteniamo che questo potrebbe dare un aiuto anche all'incremento, diciamo, dei consumi, no? Perché se tu non hai reddito, non hai possibilità... Poi gli 80 euro non sono stati estesi nonostante la vostra richiesta. E dall'altra parte è ingiusto anche perché, diciamo, il sistema di calcolo, qui si entra in un tema abbastanza discusso, cioè la statistica, cioè il fatto che si dica che c'è stata la deflazione negli ultimi... bisognerebbe capire dove e come è stato calcolato che c'è stata la riduzione del costo della vita, perché è vero che in alcuni settori c'è stato un decremento dei prezzi, ma nei consumi di base delle persone, cioè di fronte agli occhi di tutti che non è aumentato, per esempio i servizi, le prestazioni fondamentali, magari è calato il famoso paniere, è un paniere che mette dentro alcune voci, ma non che è da dimostrare che sia poi un paniere che tiene conto della reale dinamica del costo. Noi siamo per dire che soprattutto a questi livelli di trattamento è stata fatta un'operazione profondamente ingiusta, ancorché da un punto di vista legale, da un punto di vista sia, diciamo, dentro i canoni, però ingiusta perché colpisce dei trattamenti che secondo noi dovevano essere rafforzati per risolvere e anche dare una mano
a risolvere alcuni problemi che abbiamo in questo Paese. Non ve la... Sì, prego. Sì, volevo aggiungere anche un'altra cosa e chiedo sempre alla regia se può rimandare la prima diapositiva. Perché è ingiusta? Noi la riteniamo, come sindacato pensionati della CGIL, la riteniamo molto ingiusto anche il sistema di applicazione dell'aumento della pensione. Infatti, se vediamo adesso, vediamo se esce, da quest'anno, eccolo qua, da quest'anno le pensioni anche oltre le 6 volte il minimo vengono anche loro rivalutate. Uno dirà, va bene, no, che vengano rivalutate, insomma, vabbè, io posso anche pensare che va bene, ma se guardiamo la tabella lì che ho riassunto, vediamo che chi ha la pensione 6 volte il trattamento minimo, stiamo parlando di pensioni superiori ai 3.000 euro mensili lordi, ha come minimo un aumento di 4 euro, da 4 euro in su, perché poi è rapportato a tutta la sua fascia di pensione. E allora noi lo chiediamo da tempo al governo che si faccia un provvedimento che dia più fiato alle pensioni che hanno poco, che sono più basse rispetto a quelle che sono più alte. Adesso io mi chiedo 4 euro di in più a uno che ha 3.000 euro di pensione al mese, anche se è lordo e poi paga le sue trattenute. Sono 4 euro che hanno un peso diverso dai 4 euro di una persona che ha 1.500 euro al mese di pensione lorda, e poi se guardiamo quella dei 500 che ha un aumento di 1,5 euro, allora noi chiediamo proprio un sistema che vada a premiare le pensioni che hanno un importo più basso rispetto. Questa tabella io credo che ci dà proprio il segno della, come posso dire, della mancanza di equità che c'è nella normativa così com'è, ecco, ma questo si riscontra adesso. Nell'aspetto pensionistico, poi lo vediamo nel mondo lavorativo lo stesso, perché abbiamo il caso delle partite IVA, false partite IVA, quel che si vuol dire, insomma abbiamo tantissimi giovani che hanno i genitori che magari hanno questi tipi di pensione, che percepiscono ancora meno perché hanno avuto raddoppiata la tassazione, che è una cosa palesemente iniqua. Non stiamo parlando delle grandi partite IVA, ma veramente quelli che prendono poche migliaia di euro con dei contratti costretti a partita IVA. Poi parliamo del discorso, ne accenneremo magari anche dell'ISEE, che è un altro aspetto che va a modificare la propria situazione con dei parametri diversi. La rivalutazione catastale, che va a gravare su tantissimi pensionati che hanno magari delle abitazioni importanti, vecchie, malandate, che non sanno neanche dove metterci le mani, che non le possono neanche scaldare, che adesso pagheranno una tassazione elevata. Cioè ci sono tutta una serie di situazioni che non va a scandagliare nel merito di chi è quella persona e qual è la situazione reale che vive. Da questo punto di vista, cercando di dare una risposta a quegli interrogativi che tanti si erano posti, che ci avevano scritto, voi come sindacato siete riusciti a interagire col governo? Avete fatto qualcosa? Cioè c'è qualche risposta oppure peggio di quando si stava... Ma no, diciamo che innanzitutto c'è un tema che dobbiamo dire che bisogna distinguere tra il confronto con il governo in quanto tale e il confronto nei tavoli tecnici delle varie strutture che sono predisposte a questi temi, perché su queste tematiche si intreccia il Ministero della Sanità, il Ministero del Lavoro, cioè ci sono varie... Allora, è chiaro che comunque l'impostazione che l'attuale governo e anche il precedente hanno dato al confronto con il sindacato è un'impostazione che mostra la corda, cioè, che tra l'altro è poco condivisibile, perché si tende a dire che i soggetti di intermediazione, diciamo, i soggetti che stanno tra l'esecutivo e la gente, penso alle organizzazioni sindacali, sì, alle associazioni anche degli imprenditori, di rappresentanza di vari soggetti. Non è che c'è stato un grande confronto, anzi si è proprio elaborato una teoria che non si deve confrontare con questi soggetti. Questa cosa qui, che raccoglie anche un certo populismo che c'è oggi nel nostro paese, però va ricordato che questa cosa qui crea anche dei guasti notevoli, perché si perde proprio un collegamento con la società. Adesso, se pensiamo alla CGIL rappresenta 5 milioni e passa di iscritti, solo lo SPI ne rappresenta quasi 3 milioni. Allora tu a queste forze qua, che hanno profondi legami col territorio,
devi ascoltarli. Provvedimenti fatti, comunicati a decisioni già assunte. Poi questa cosa qua rende molto complicato affrontare le complessità e credo che alla lunga queste cose emergono anche con certi atteggiamenti di iniquità. Perché, guardate, io penso... Che si ingenerano anche delle prassi no, io diverse. penso che per esempio il buon senso, non le grandi teorie economiche, ma il buon senso direbbe, guardate, io non dico riduciamo a questo, alziamo, anche se sul tema dei trattamenti hai trattamenti da 30.000 euro al mese in questo paese, cioè, quindi è chiaro che lì c'è un tema di iniquità macroscopica, ci sono categorie che si sono molto protette, ecco, diciamo così, da questo punto di vista. Ma, dicevo prima, l'80% dei pensionati del Veneto sta su quelle fasce là che abbiamo visto prima. Allora, una certa equità nel distribuire le risorse, secondo me, va applicata. E come la fai? Interagendo con i soggetti, perché se tu applichi solo delle formule, ti risulta che dai 4 euro a uno che prende 500 euro al mese e dai 4 euro a uno che ne prende 3.000, 3.500. Sembra giusta questa operazione qua? Io dico, anzi noi diciamo che bisognerebbe partire da quei soggetti che hanno più bisogno. Poi è vero che essendo tanti è anche la fetta che costa di più, ma bisogna fare delle scelte. Assolutamente. Comunque noi su queste questioni, tanto per rispondere direttamente alla domanda, non siamo stati coinvolti e abbiamo dovuto apprendere in molti casi. Certo che utilizziamo poi la nostra capacità di contrattazione per parare qualche colpo, perché allora metti in atto tutta una serie di meccanismi, compreso i confronti con tutti i livelli diciamo che ci sono in una società articolata come la nostra, per far fronte a queste cose. Certo, questo è un compito che noi facciamo e lo facciamo pienamente, ma ci manca, diciamo, un aspetto che secondo noi è importante, che non vuol dire condividere decisioni che aspettano ad altri, perché noi siamo il sindacato, il governo è il governo, cioè ognuno deve avere la sua fetta di competenza, ecco, no? Però diciamo, l'assenza di un dialogo sociale comporta situazioni molto serie. Assolutamente. Mi sa che mi date la pubblicità, poi do la parola anche a Maria Pestorello perché riprendere il tema. Andiamo a pochi secondi di pubblicità, poi torniamo con voi insieme.